Il gruppo civico Impegno per il Bene Comune, IBC, esprime forte preoccupazione per la situazione del reparto di cardiologia all'ospedale di Adria. In seguito alle recenti risposte fornite in Consiglio regionale dall'assessore Emanuele Lanzarin ad un'interrogazione della consigliera Elena Ostanel. La risposta, secondo IBC e la consigliera Ostanel, sembra minimizzare i problemi, suscitando il timore che la Regione Veneto non riconosca le difficoltà effettive del reparto. L'assessora Lanzarin ha riferito in consiglio della presenza di 4 medici e di un cardiologo SAI, struttura di assistenza integrata, rassicurando così il personale sul personale disponibile. Tuttavia, la consigliera Ostanel ha evidenziato discrepanze rispetto ai numeri indicati, sottolineando che queste cifre non corrispondono alla realtà, almeno per quanto riguarda il numero di medici strutturati a tempo indeterminato. La consigliera ha inoltre criticato la superficialità delle rassicurazioni, aggiungendo: l'assessora ha affermato che va tutto bene, mentre i cittadini sanno bene che i problemi ci sono. Sembra che solo la Regione Veneto non li veda o preferisca non affrontarli. IBC richiama l'attenzione sull'importanza del reparto di cardiologia per il territorio di Adria, caratterizzato da un'alta percentuale di residenti anziani e da una geografia che rende difficile l'accesso a strutture sanitarie più distanti. Una distribuzione capillare dei servizi sanitari è essenziale per evitare pericolosi accentramenti che penalizzerebbero le aree periferiche, sottolinea il gruppo. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.